Buongiorno e bentrovati anche oggi con A Voi la Linea. Tavagnacco e Feletto Umberto si fanno belle per la partenza del Giro Rosa per la penultima tappa che terminerà sul Mataiur. Ci colleghiamo subito con Isabella Gregoratto. In via Udine, praticamente sulla piazza di Feletto. Questa strada è appena stata riaperta al traffico, ma ne parliamo con il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti e con l'assessore ai lavori pubblici alla manutenzione Paolo Morandini. Cominciamo intanto dall'assessore Morandini, perché ci spiega in che cosa è consistito anche questo intervento e perché era necessario anche per questa piazza. Sì, buongiorno. L'intervento era necessario da diverso tempo, il fondo stradale era dissestato e avevamo la necessità di intervenire con un intervento radicale che mettesse in sicurezza sia i pedoni sia i ciclisti. Ha interessato l'intera tratta di via Udine e ha anche permesso di mettere in sicurezza gli accessi laterali di via Ristori e via Caneva. L'intervento è durato circa 12 settimane e ha avuto un costo di 130.000 euro per l'amministrazione pubblica. La necessità era quella di dotare la strada sia da un punto di vista estetico, infatti abbiamo ripristinato l'originaria pavimentazione in porfido, sia da un punto di vista anche della tenuta, perché la strada è percorsa comunque anche da vetture e quindi era necessario renderla resistente a qualsiasi carico potesse poi esserci sul posto. In ultima analisi era importante anche per il mercato, perché su via Udine il mercoledì mattina c'è il mercato, ci sono diverse bancarelle, anzi devo dire che nel post-Covid c'è stata anche una ripresa. C'è stata questa ripresa, quindi partecipazione, movimento? Abbiamo avuto più richieste di occupazione, ci sono più bancarelle, quindi si è anche ravvivato e certamente avere un'area così ben curata e così sicura sicuramente agevola e favorisce sia gli operatori sia tutta l'utenza, tutti i cittadini o tutte le persone che vogliono venire anche a fare semplicemente una passeggiata. Tanto più, e adesso chiamiamo in causa anche il sindaco Moreno Lirutti, che anche per le vie di Feletto si vedono passare frequentemente ciclisti, cicloturisti. Però c'è un appuntamento per Feletto che è importante. Passano tantissimi cicloturisti, abbiamo qua la ciclovia Alpe Adria, abbiamo un numero veramente consistente di cicloturisti, adesso anche noi stiamo perfezionando la nostra offerta, quindi ci saranno dei rinnovi di alcuni tratti insomma, della ciclovia e anche verrà rinnovata la cartellonistica. Poi sabato 10 luglio avremo qui la partenza del Giro Femminile d'Italia, la prima volta che Feletto ospita questa importante gara sportiva e venerdì 9 alla sera dalle 6:30 in poi ci sarà tutta una serie di eventi qui in piazza, i negozi saranno aperti, per cui invitiamo tutti a fare festa con noi nella bellissima piazza di Feletto. Invece l'indomani, il sabato, la partenza del Giro Femminile sarà a mezzogiorno, ecco, mezzogiorno e 5, insomma, quindi vi aspettiamo anche sabato per la partenza del Giro. Ecco, la partecipazione, quante sono le atlete che arriveranno qui? Questo ancora non lo sapete? Sì, circa un 150, ovviamente tutte squadre femminili, prima volta in assoluto che attraversa Feletto per la tappa Feletto-Mataiur. Bene, quindi l'appuntamento qui a Feletto per il 9 e il 10 di luglio per questo evento sportivo e anche per vedere come è stata sistemata. Sì, questa bellissima piazza e poi tutti i 17 esercizi pubblici, 17 bar che costituiscono un'offerta veramente gradevole per passare un'ora insieme in amicizia e anche divertendosi. Bene, grazie al sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti, grazie all'assessore ai lavori pubblici e manutenzione Paolo Morandini. Restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. A Udine ha aperto al pubblico questa mattina la Pop House Gallery, un'eccezionale mostra espositiva che raccoglie alcune opere dei migliori artisti contemporanei presenti sulla scena nazionale ed internazionale. Tra le grandi firme ospitate anche il misterioso Banksy e un marmo di Iago. È andato a curiosare per noi il nostro Giancarlo Virgilio.
Un nuovo spazio espositivo a Udine, in pieno centro. Di cosa si tratta? Si tratta di una galleria d'arte contemporanea che possiede i maggiori artisti contemporanei viventi, tra cui Banksy, Iago e TV Boy, Mr. Brainwash. È una galleria d'arte adibita sia a spazio espositivo che alla vendita. È aperta dal martedì al sabato, dalle 10 fino alle 18. L'accesso è gratuito, è libero e accogliamo volentieri chiunque voglia dare un'occhiata. Andiamo a fare un giro? Sì, dai, vi porto a vedere gli artisti e la galleria. Questa è una scultura dell'artista italiano Giuseppe D'Angelo che utilizza materiali minerali come i granite o ambra per realizzare le sue sculture. E poi passiamo a uno dei maggiori artisti dell'arte pop, che è Mr. Brainwash, che è conosciuto in tutto il mondo, un artista americano. E continuando di qui troviamo l'artista giapponese che è il simbolo della pop art quasi per eccellenza contemporanea della new pop, che è Takashi Murakami, che rappresenta, diciamo, tutti questi suoi flower balls con dei fiori colorati. Qui abbiamo uno dei nostri artisti, diciamo amici della galleria, che seguiamo con più passione, che è Andrea Ravo Mattoni, che ha realizzato anche vari murales in giro per la città che si possono vedere ad esempio in Viale Trieste a Udine. E poi passiamo alla parte delle esposizioni temporanee. In quest'area dedichiamo una facciata ad un artista, diciamo, circa ogni mese, quindi sarà una parte temporanea. Il primo artista che abbiamo deciso di esporre si chiama Dimitri Likissas ed è un artista greco, anche lui esponente della new pop, della pop art, quindi realizza tutti questi suoi dipinti, sono tele a mano, dipinge singolarmente ogni bollino colorato che vedete e l'effetto da vicino è una moltitudine di colori, da lontano l'immagine prende forma e si vede in modo quasi nitido il soggetto. Piccoli pixel. Sì, piccoli pixel, sì. E qui a sinistra abbiamo una grande tela di 2 metri di TV Boy, lo street artist, anche lui molto amico della galleria, che ci farà visita tra il 4 e il 6 luglio a Udine, quindi verrà in galleria e vi invito a venirci a trovare. E poi proseguendo abbiamo esposti delle opere di un artista molto famoso che si chiama Obey ed infine La chicca. Le 2 chicche, anzi. Abbiamo esposte 2 opere. La prima è una scultura, è dell'artista di Frosinone molto famoso Iago, che vi invito a venire a vedere perché è di una bellezza sorprendente. È un cono gelato, la mano della Statua della Libertà. Esatto. Con un cono gelato. È un marmo. Esatto, è realizzata in marmo e l'abilità tecnica di questo ragazzo è sbalorditiva, è bravissimo. Sulla destra invece? Sulla destra c'è la chicca, diciamo, della galleria, che è l'artista esponente della street art per eccellenza, che è Banksy, che vedete esposto qui con il fondo rosso. È uno degli artisti più amati anche per il velo di mistero che si porta dietro. E la novità, diciamo, soprattutto della Pop House Gallery è che il Banksy verrà esposto e cambiato una volta al mese, quindi ci saranno diversi Banksy in esposizione e a rotazione potrete vedere diverse sue opere. 14 se non sbaglio. Sì, 14 esattamente. Qua noto invece un topolino, uno zio Paperone. Di quale artista si tratta?
Questo artista si chiama Paz Blandina, è un amico della galleria, uno dei nostri artisti più amati, e lui utilizza dei dollari sul quale disegna e raffigura dei simboli pop, diciamo. Qui c'è anche una Audrey Hepburn e li realizza anche in 3D, quindi ci sono varie dimensioni, vari formati. Sulla tua destra delle bombolette si tratta di arredamento o di opere? No, sono opere d'arte vere e proprie, perché oltre alle opere d'arte abbiamo esposte anche le bombolette spray con cui i nostri artisti hanno realizzato alcuni dei dipinti e delle opere di street art in giro per il mondo. Abbiamo il nostro amato TV Boy, Andrea Ravo Mattoni e Mr. Brainwash, alcuni di Mr. Brainwash. È arrivato per noi il momento di una piccola pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo. Bentrovati per la seconda parte di A voi la linea. Ci colleghiamo adesso in diretta con il municipio di Udine, dove per noi c'è Isabella Gregoratto che sta seguendo i lavori della giunta comunale. A te la linea, Isabella. Grazie Paola, non stanno ancora continuando gli interventi qui, subito dopo la riunione di giunta. Stiamo attendendo anche l'intervento dell'assessore Fabrizio Cigolot, che speriamo ci raggiunga a breve. Intanto sono col vice sindaco Loris Michelini per parlare di lavori pubblici. Intanto oggi la giunta ha approvato il progetto definitivo per la piazza di Godia. Sì, la piazza di Godia è già stata oggetto di un altro progetto di fattibilità. Adesso abbiamo quello definitivo esecutivo che riguarda la sistemazione completa della piazza con l'asfalto stampato, quindi siccome passa l'autobus ci sono tutti i passaggi per le persone disabili e viene rifatto completamente. Magari mostriamo se si riesce, magari viene rifatto completamente il percorso, non più in porfido perché si muoveva passando l'autobus, in pratica con l'asfalto stampato, vengono mantenuti i parcheggi, viene rifatta la fermata dell'autobus, vengono ricreate la rampa di deflusso e soprattutto tutti i servizi per i disabili con i percorsi tattilo-plantari, più i sottoservizi interni al piazzale stesso. Ecco, costo dell'opera? 100.000 euro. E poi ci trasferiamo in via Sabadini perché avete dovuto approvare una variante in corso d'opera per quanto riguarda i parcheggi sì. Per intendersi dove c'è l'ex macello, no? Sì, lì il parcheggio di 106 posti praticamente ha subito un primo rallentamento per problematiche derivate dall'abbattimento delle due strutture fatiscenti che contenevano del materiale amianto eccetera. Poi in seguito alla ripresa dei lavori è stato tolto la parte dell'asfalto di vecchia posa e togliendo questo è stato scoperto anche che all'interno non teneva praticamente il sottostrato che era molto vecchio, quindi stanno rifacendo il sottostrato, abbiamo fatto una variante per dare l'ok, diciamo, più si sono aggiunti ulteriori lavori che abbiamo preso come riferimento, per esempio l'illuminazione, tutta una serie di interventi per la riqualificazione laterale che erano venuti fuori durante i lavori e quindi questa variante va a completare praticamente i lavori che termineranno per contratto il 31 luglio. Ci dicono che dovrebbero farlo per entro il 20 luglio, ecco, questo quindi si chiudono in anticipo. Sì. Io approfitterei che è arrivato anche l'assessore Fabrizio Cigolot, sì, tanto che ci raggiunge, prego assessore se ci raggiunge di qua. E c'è anche un'altra cosa al volo sulla gratuità dei parcheggi in struttura. Sì, ci sarebbero altre due cose, marciapiedi, ma anche e soprattutto questo provvedimento che ci terrei anche a farlo divulgare, che è quello riguardante la sosta su
a raso. Sapete che c'è la gratuità per i veicoli elettrici e quelli a metano, oltre a una parte, diciamo, di auto ibride. Adesso abbiamo approvato, diciamo, la proroga di queste facilitazioni, c'è la gratuità sia per le auto elettriche sia anche per le auto metano. Le ibride con una determinata prescrizione, quelle cosiddette plug-in, che praticamente hanno una maggiore diciamo, batteria, così chiamato accumulatore elettrico, e hanno l'attacco formalmente elettrico, non la classica diciamo, auto che diciamo, ibrida di adesso. È uno speciale ibrido che sta crescendo tantissimo. Questo perché? Perché l'SSM ci deve assolutamente, ci ha manifestato l'idea che ci sono tanti stalli occupati in maniera gratuita e ci sono sempre meno stalli perché abbiamo ampliato per il parco la possibilità. Ecco, tanto ringraziamo. Una su 5 più o meno ormai è elettrica e quindi è chiaro che corriamo a ripari anche noi, ecco, a vantaggio di tutti. Ecco, Assessore Cigolot, il Comune di Udine è stato il primo in Regione a prendere questa iniziativa, ossia occupare le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Sì, sinceramente non lo so, non ho fatto questa ricognizione, però sicuramente se non siamo i primi saremo tra i primi, ecco, perché c'è una precisa volontà del signor Sindaco nell'occupare queste persone, c'è un dettato di legge, ci sono le norme e ci sono anche i regolamenti del decreto approvati con decreto del Ministero del Lavoro ancora 2 anni fa. In pratica cosa succede? I percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti a prestare un servizio alla collettività che costituisce quasi una forma di restituzione sociale di quello che loro percepiscono, ma io lo prendo anche su un altro versante, costituisce anche un modo per impiegare queste persone e riavvicinarle al mondo del lavoro. Spieghiamo in che modo verranno impiegate, perché sono coinvolte 18 persone al momento, no? In turni diversi. Sì, in turni diversi e in ambiti diversi, che sono poi quelli previsti dalla legge. Sono 5 gli ambiti che noi abbiamo individuato. Il primo mi riguarda direttamente, estate in città, palchi, ci sono le sedie, ci sono tutti questi luoghi che devono essere sistemati un giorno per l'altro, devono essere puliti e devono essere anche sanificati in questo periodo, quindi occuperemo 4 persone dalla metà di luglio fino alla fine del mese di ottobre. Poi ci sarà quello sul controllo, le persone che controlleranno lo stato di sicurezza delle strade, passeranno strada per strada. Esatto, sì, 4 di loro per un anno faranno questo monitoraggio strada per strada, proprio metro per metro, sullo stato delle strade, tombini che si intasano, asfalto che si buche, piastrelle dei marciapiedi. Utilizzeremo queste persone per fare questa mappatura che consentirà poi agli uffici di intervenire e di programmare gli interventi. Poi in campo assistenziale? In campo assistenziale 2 persone per aiutare l'interfacciamento tra coloro che richiedono i servizi dell'area, dell'ambito, delle politiche sociali e quindi aiutare, perché ci sono tante persone fragili, in difficoltà, quindi possono aiutarli al telefono, anche in presenza, a indirizzarsi verso il funzionario giusto o l'ufficio giusto. Ecco, l'età delle persone coinvolte, di queste 18 persone? Sono 602 quelle che attualmente sono nell'area di quelle che potrebbero essere chiamate. L'interfacciamento tra i nostri servizi, perché ce n'è altri, e le persone sarà fatto dal Centro per l'Impiego. Bene, ringraziamo l'assessore Fabrizio Cigolot, ringraziamo Loris Michelini che ha già raggiunto praticamente la sua postazione in sala consigliare, ringrazio i telespettatori e restituisco la linea a te Paola. Grazie Isabella, andiamo avanti con l'acquario di Aris, visitabile sempre a ingresso libero anche la domenica. L'acquario dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico della Regione ad Aris di Rivignano permette di conoscere tutte le specie di pesci che vivono nei corsi d'acqua del Friuli, dalla montagna fino alla laguna. A illustrare le loro caratteristiche è una guida specializzata, lo abbiamo visitato per voi. All'interno dell'acquario abbiamo circa una 40ina di specie diverse, la maggior parte sono riprodotte nel poster che vedete entrando a destra,
Rispetto a quel poster lì non abbiamo 3 specie. Uno è la lampreda d'acqua dolce, è un pesce piccolino, sembra quasi un'anguilla ma non ha mandibola, ha una bocca tonda. Non c'è perché non ci sono moltissimi esemplari e soffre molto la vita in acquario. Poi non abbiamo la cheppia al nono, sono 2 pesci di risalita, li trovate alla foce, risalgono anche un po' il fiume, non ce ne sono moltissimi, quindi evitiamo di riprodurli. Ogni vasca ha il nome del pesce, c'è una piccola descrizione sotto della zona e delle varie caratteristiche che può avere quella zona. In alcuni casi, alcuni pesci tipo lo scazzone nella prima vasca a sinistra lo si può vedere guardando dentro quel nascondiglio che gli abbiamo creato, perché in natura lui si nasconde sotto i sassi, si nasconde in mezzo ai sassi e affinché sia visibile abbiamo messo un mattone con dei buchi per cui lui va dentro il mattone ma almeno lo si può vedere, altrimenti sarebbe difficile. Noterete un'altra cosa, che molti dei pesci che vedrete dentro l'acquario hanno una colorazione un po' più chiara rispetto alla natura. Questo è dovuto al fatto che c'è molta luce. Le luci che noi abbiamo sono appositamente per acquari, ma rispetto alla natura è un po' più luminoso e quindi loro tendono comunque a schiarirsi. E questo lo notiamo in particolar modo quando facciamo le pulizie a fondo delle vasche. Quando schiariamo molto il fondale, proprio loro diventano quasi trasparenti. Il 70% dei pesci che ci sono in Friuli sono autoctoni, originari delle nostre acque. Un 30% invece sono alloctoni, arrivano da altre zone, alcuni portati volontariamente e magari fanno parte della nostra fauna etica da moltissimi anni. Altri invece sono stati portati per errore, perché magari è stata introdotta una conchiglia o qualcos'altro e all'interno c'era l'animaletto. Abbiamo ricreato gli ambienti con le specie ittiche che ci vivono. Quindi troverete all'inizio del percorso l'ambiente montano, successivamente l'ambiente pedemontano, per poi arrivare alla zona della laguna. La riconoscete perché sono 2 vasche con della sabbia sul fondo. Questa zona della laguna è questa zona qui riprodotta, dove c'è Lignano, Grado. Tra le 2 cittadine ci sono queste isole che in qualche maniera racchiudono l'ambiente, creando una zona di transizione dove entra l'acqua salata dal mare e l'acqua dolce del fiume. E anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio.